Grossi investimenti hanno fatto le nostre aziende agricole in termini di biosicurezza, sono tutti quei investimenti che le aziende fanno per cercare di mantenere all'esterno questo virus che tra l'altro ricordo non è trasmissibile negli umani, è trasmissibile tra specie avicole. 1500 le aziende avicole coinvolte nel Veneto, l'influenza aviaria è una vera piaga, una vera difficoltà per le nostre aziende. Gli interventi devono essere interventi mirati da parte del governo, da parte del ministero, soprattutto dando la possibilità di interventi anche di risarcimento di danni indiretti che le aziende possono avere nel momento in cui sono all'interno dell'influenza aviaria. Oggi vi è la necessità di valutare molto attentamente l'intervento vaccinale per contrastare questo elemento di grande difficoltà delle nostre aziende. Quindi noi chiediamo con determinazione da parte del Ministero, da parte dell'Istituto Zooprofilattico l'intervento vaccinale e quindi la possibilità di intervenire in maniera preventiva per l'influenza aviaria. È un argomento molto discusso negli ultimi anni, oggi non ci sono se, non ci sono ma, lo dobbiamo assolutamente attuare.